Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel cuore della comunità montana dell'Aniene, alla scoperta di Vallinfreda, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Vallinfreda, che è anche il paese natale del beato Diego Oddi, si trova a più di 800 metri sul livello del mare e conta circa 300 abitanti. Iniziamo il nostro itinerario. A voi Vallinfreda! Iniziamo la nostra passeggiata a Vallinfreda con il sindaco Filippo Sturabotti. Allora, ci presenti il comune di Vallinfreda? Allora, innanzitutto permettetemi di ringraziarvi per l'attenzione che avete voluto rivolgere al nostro comune. Ringrazio l'ANCI che ha favorito questa iniziativa. Il nostro comune è un piccolo comune agli estremi della provincia di Roma, più o meno a un'altezza media di 900 metri tra la parte urbana e la parte montana. È un paese che è stato caratterizzato da un forte spopolamento, specie nel secondo dopoguerra. I suoi punti di forza sono rimasti l'integrità del territorio e abbiamo una parte di centro storico caratterizzata da alcune presenze architettoniche importanti, come il Palazzo Bencivenga, che è situato nella piazza della Chiesa. Questo palazzo appartenne alla famiglia Bencivenga Barbaro, che era la famiglia più importante del paese, che dopo l'unità d'Italia sostanzialmente si allontanò dal paese e alienò tutte le sue proprietà, compreso il suo palazzo. All'interno della stessa piazza abbiamo la chiesa dedicata a San Michele Arcangelo, come succede in quasi tutti i paesi situati in montagna e sulla linea di San Michele. È una chiesa che ha avuto nel corso della storia dei mutamenti, nel senso che storicamente nella sua edificazione originaria non era come la vediamo adesso, ma aveva un'entrata laterale ed era a pianta quadrata. Altre cose da ricordare nel paese, oltre l'integrità del centro storico, la rocca, e quindi un borgo caratterizzato dall'assenza di un castello, quindi questo ci fa capire anche che storicamente non c'è stato un padrone, non c'è stato un feudatario importante. Troviamo una serie di case fatte a borgo, come tutti quanti i borghi, intorno alla chiesa e sopra la chiesa. Durante il secondo dopoguerra c'è stata un'espansione urbanistica verso Vivaro, favorita dal comune attraverso delle donazioni di terreno con l'obbligazione della costruzione di case, ciò per favorire il turismo. Altra presenza importante, a cui ci teniamo particolarmente, è la casa del beato Diego Oddi, che la Chiesa ha canonizzato nel 1999. Punto di forza è senz'altro la natura?
Punto di forza è senz'altro la natura. Ci sono delle montagne intorno, tutte percorribili perché ci sono delle strade campestre per circa 15-16 km, ma troverete una natura praticamente incontaminata. E dei sentieri partono proprio qui dal centro Dal storico? centro No? storico partono alcuni sentieri, alcuni realizzati, alcuni stiamo realizzando per agganciarci al percorso di San Pietro l'Eremita. L'obiettivo dell'amministrazione è proprio quello della valorizzazione del territorio attraverso un turismo ecosostenibile, un turismo lento, un turismo non aggressivo, ovviamente non cemento, nulla di tutto questo. Un turismo che possa comunque portare aiuto all'economia locale, ma che lasci incontaminata la natura. Una domanda che facciamo sempre al primo cittadino: che cosa rappresenta Vallinfreda per lei? Per me Vallinfreda rappresenta innanzitutto il mio luogo di nascita, perché io sono nato a Vallinfreda da padre vallinfredano, da madre vallinfredano, di stirpe vallinfredana, e quindi per me Vallinfreda è il mio cuore. Sfortunatamente poi ho dovuto lasciare il paese a seguito di una disgrazia, ho perduto mio padre molto giovane e quindi siamo dovuti andare via, ma il cuore e la mente hanno sempre ragionato al Collegrone, quindi Vallinfreda per me è il sangue, la linfa, è il motivo che mi ha sempre spinto nella vita. Nella comunità vallinfredana ho trovato il supporto a seguito di quella disgrazia, quindi mi sono legato fortemente a questa comunità, e ora rendere il servizio di fare il sindaco per me è una grossissima responsabilità, ma senz'altro un grosso onore, con la speranza che io possa adempiere a tutte le cose che la comunità ha bisogno, perché la comunità, pure se piccola, ha bisogno di tutte le cose delle comunità grandi. Vogliamo chiudere con un invito? Ecco, invito i telespettatori a venire a Vallinfreda per verificare sul campo tutte le cose che ho detto, perché non sono abituato a mentire e quindi si può toccare con mano quello che io ho detto. Grazie Sindaco, e noi adesso raggiungiamo la parrocchiale per incontrare il parroco di Vallinfreda. Nella bella chiesa di San Michele Arcangelo incontriamo il parroco Don Omar Gamboa, parroco di Vallinfreda. Presentiamo la comunità cristiana di questo bellissimo paese. La comunità cristiana del nostro paese è un po' simile a tutte le comunità di questi piccoli borghi del Lazio. È una comunità più animata della tradizione che della fede in se stessa. Sono molto attaccate alle tradizioni, alle processioni, ai santi, ai patrono e soprattutto al nostro beato, Fra Diego Odi. È una comunità abbastanza affiatata, viviamo quasi come una famiglia perché nell'inverno siamo alrededor di 120-150 persone. D'estate arriviamo a quelle 3.000 abitanti per la gente che viene di fuori. La comunità partecipa vivamente a tutte le funzioni religiose, amano le campane. Attualmente ci sono 4 bambini che fanno le scuole elementari e l'asilo. Da lì in poi ormai sono finiti tutti, ormai sono andati via perché non avendo sbocchi lavorativi in questa zona, non avendo le superiori, non c'è stando l'università, emigrano tutti verso Roma e poi ritornano qua per le vacanze. Questa è la vita quotidiana della nostra comunità. Lei ha avuto la vocazione qui in Italia perché è arrivato dal Venezuela 40 anni fa e è diventato sacerdote qui in Italia. Sì, sono diventato sacerdote 20 anni fa precisamente. È nata la mia vocazione qua in Italia attraverso il confronto con un seminarista, il quale ho conosciuto senza sapere che era seminarista. Io facevo volontariato per gli Alcolisti Anonimi e anche lui faceva il volontariato lì. In quel periodo era morta una mia grandissima amica, che per me è stata amica, madre, tutto. Era morta e ero molto arrabbiato con la vita e con il mondo perché lo trovavo ingiusto che morisse una persona così buona. E parlando con questo ragazzo mi ha cominciato a parlare di un personaggio che non conoscevo, che era Gesù. E mi sono interessato pian piano. Poi ho conosciuto il suo padre spirituale, che attualmente è il mio padre spirituale pure, un monaco cistercense. Adesso purtroppo è andato a Milano perché è stato fatto abate presidente. E con lui ho cominciato un cammino di conoscenza della fede
e mi ha portato a chiedere il battesimo. E c'erano due possibilità per il battesimo, o Roma al Vaticano la notte di Pasqua o a Subiaco la notte di Pasqua. Io scelsi Subiaco, che allora era abbazia territoriale, diocesi di Subiaco. E lì è nata la mia vocazione. Dopo il battesimo, questo monaco, padre Stefano, mi disse: perché non studi una cosa umanistica, visto che hai fatto tutta la vita una carriera tecnica? Allora mi iscrissi all'Università Lateranense, dove fece filosofia. Alla fine della filosofia è arrivato il colpo di grazia di Gesù. Ho deciso di entrare in seminario, chiese l'abate di Subiaco, Don Mauro Meaci, se mi accoglieva. Mi ha accolto e sono andato al seminario d'Anagni, al Pontificio Collegio Leoniano, dove feci la mia teologia, sono diventato teologo, sono stato ordinato diacono a Subiaco e poi diventato sacerdote nella chiesa di Sant'Andrea a Subiaco. E lì è nato il mio cammino. Poi siamo passati nella diocesi di Tivoli, quando è stata incorporata la nostra diocesi lì. Attualmente faccio parte di questa diocesi e sto qua in Vallinfreda da 14 anni. Parlavamo del patrono San Michele Arcangelo che ci guarda qui con questa bella pala. Sì, è il nostro patrono e le nostre feste patronali si celebrano sempre l'ultimo sabato e domenica di settembre. Si può dire che sono le feste patronali che chiudono tutte le feste qua nella zona nostra, perché sono l'ultime, ormai fa freddo a settembre noi. La nostra comunità, come vedete, sta quasi in montagna e qua l'inverno è inverno. Già alla fine di agosto dobbiamo metterci i capotini perché incomincia il freddo. E la nostra comunità è molto attaccata a questa festa, infatti per quel periodo arrivano quasi tutti i vallinfredani che sono in zona e anche molti che vengono fuori di zona, fuori di Roma, in altre città d'Italia vengono per la festa del patrono, che è molto vissuta e molto viva e che culmina il giorno 30 con la fiera di tutta la vita. La festività c'è la celebrazione eucaristica, poi c'è la processione per le vie del paese con la macchina processionale di San Michele e la macchina processionale della Madonna delle Grazie. Qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza? Il messaggio è di tenere sempre presente che la Chiesa non è esclusivamente di quelli che sono battezzati e che si dicono credenti perché vengono continuamente in Chiesa, che la Chiesa è aperta a tutti. Infatti nella nostra Chiesa vengono persone ortodosse, che sono residenti qua nel paese, vengono molti ragazzi musulmani, africani, alle quali si dà un piccolo aiuto, ma vengono comunque in Chiesa, partecipano molte volte alle celebrazioni, alle processioni, perché la nostra Chiesa, almeno io come la vedo, deve essere così, aperta a tutti, perché Gesù ha detto non c'è più giudeo, più ebreo, più circonciso o non circonciso, la Chiesa è di tutti, perciò la Chiesa deve essere aperta a tutti. Allora il mio messaggio è questo alla mia comunità, di essere sempre aperti a tutti, perché tutti ci arricchiscono. Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro itinerario. Adesso andiamo a scoprire alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità di Vallinfreda. In una cantina caratteristica di Vallinfreda andiamo a presentare alcune tipicità del territorio. Lo facciamo con Melissa Siconolfi dell'associazione Prologo. Tra l'altro qui abbiamo un po' anche gli oggetti del territorio e direi di presentare subito quelle, come sono chiamate? Pigne? Le pigne, sì, che venivano messe accanto al fuoco per inserire anche gli alimenti, scaldare l'acqua e prepararle, insomma, per poi anche delle ricette che presenteremo a breve. Bene, allora iniziamo con i primi piatti. Sì,
Questa è la polenta con la salsiccia in questo caso, veniva fatta però anche in bianco, con la ringa o col baccalà. Poi abbiamo le sagne, che sono una sorta di fettuccine più corte, fatte con farina di farro ovviamente, ma anche un po' di farina normale ed acqua. E il sugo? Il sugo è il sugo con l'aglio, quindi è un sugo solo con aglio, nient'altro, e pomodoro ovviamente. Qui tra l'altro abbiamo una farina particolare. Questa è la farina che veniva coltivata qui nei campi, veniva utilizzata per i primi piatti. Poi andiamo avanti. Sì, poi abbiamo il fagiolo di Cioncone, e questo è un prodotto DOP proprio del territorio vallinfredano che viene utilizzato sia con il sugo ripassato, con la salsiccia, che è un prodotto che ancora oggi viene prodotto, quindi essiccato, ed ha la particolarità all'interno di esserci la pitardema cosiddetta, che è il coriandolo. Viene anche il fagiolo condito con le cotiche proprio per utilizzare i prodotti anche del maiale che veniva allevato qui da noi. E continua questa tradizione. E continua ad esserci, sì. Poi lì abbiamo tipo una pizza. Lì è la pizza di rani turco, di gran turco, che è sempre fatta con la farina di polenta ed è in questo caso condita con la verdura, con i broccoletti e salsiccia o con le verdure di campo che ovviamente trovavano nel territorio, e poteva anche essere preparata con gli strizzoli, che sono, come le dicevo prima per collegarci alle pigne, la sugna del maiale veniva inserito all'interno delle pigne, fatta riscaldare, quindi bollire, e poi veniva tolto il grasso e rimanevano questi strizzoli. E questa pizza viene fatta tutto l'anno? Sì, si fa tutto l'anno quando se ne ha voglia, sì. Poi qui abbiamo un piatto particolare. Qui abbiamo il cardulapo, è un cardo, come potete vedere, condito, in questo caso ripassato in padella, quindi condito con olio, aglio, sale e del pepe o peperoncino se si gradisce. Viene utilizzato in questo caso in bianco perché accompagnava lo spezzatino, ma poteva essere anche utilizzato con il sugo perché veniva utilizzato per condire la pasta. So che viene messo anche sott'olio, no? Viene anche messo sott'olio, sì, e il sapore è particolare perché è un insieme tra la patata e il carciofo. E chiudiamo il pasto con i dolci. Sì, come in ogni pasto non può mancare il dolce, che venivano preparati in occasione dei matrimoni, e potete osservare le ciambelline al vino, che sono prodotte con farina, vabbè, c'è il vino bianco o rosso, possono essere in due varianti, le crostatine che non venivano preparate per ogni matrimonio, ma soltanto per i matrimoni delle persone più ricche ovviamente, mentre c'è la ciambella al latte con l'anice, che è un prodotto che viene sia in versione morbida che in versione più croccante, che è la cosiddetta ciambella scottata, che qui non abbiamo. Ecco, parliamo anche dell'associazione Proloco, perché poi so che voi comunque nell'arco dell'anno organizzate varie manifestazioni. Sì, tra cui alcune culinarie dove appunto riproponiamo alcuni piatti, tra cui le sagne e la polenta, che sono delle sagre ormai decennali. In che periodo? Allora, le sagne solitamente è l'ultima domenica di ottobre, la polenta è l'ultima domenica di gennaio. Una domanda che facciamo sempre: che cos'è per lei Vallinfreda? Allora, per me Vallinfreda è il cuore. È il cuore perché è il paese delle mie origini, è il paese in cui ci si sente a casa, in cui ci sono le tradizioni e quindi c'è la riscoperta, a mio avviso, della vita che si svolgeva un tempo e che quindi a piccole dosi, in piccoli momenti, ritorna nell'arco dell'anno. Ci sono le chiacchiere davanti al fuoco, c'è lo stare insieme, c'è la famiglia. Chiudiamo con un invito. Venite a Vallinfreda, venite in estate, venite in inverno, venite in tutte le stagioni perché il paesaggio è meraviglioso e offre degli spettacoli particolari con i colori che ammaliano appunto in ogni stagione. Grazie a Melissa dell'associazione Prologo, e noi continuiamo il nostro itinerario. Adesso andiamo a visitare la casa natale del beato Diego Oddi.
questo momento ci troviamo in uno dei luoghi più significativi di Vallinfreda. Siamo con il signor Tommaso Rinaldi, che è un componente dell'associazione Amici di Fra Diego. Allora andiamo a presentare questo bellissimo luogo. Allora, questa è la casa natale del nostro beato, a cui molti dei paesi del circondario sono molto devoti. È stata ristrutturata nel 2018 per renderla fruibile ai fedeli del beato. Come associazione abbiamo cercato di mantenere la struttura più fedele possibile all'originale, per cui ecco, abbiamo avuto un buon risultato, è stata molto apprezzata da tutti i visitatori che vengono qui a Vallinfreda a visitare la casa del beato, per cui siamo abbastanza soddisfatti e abbastanza contenti del risultato ottenuto. Questa era proprio l'ala dove loro abitavano. Questa era, diciamo, la cucina, l'angolo cottura, la cucina col camino, c'era una cameretta per il beato che aveva una sorella e poi c'era la camera per i genitori. E poi sotto c'era una cantina che oggi è adibita a museo e c'era la cantina dove si mettevano le masserizie, il vino, l'olio e tutte le cose, diciamo, alimentari che servivano per il sostentamento della famiglia. Museo con tanti cimeli e reliquie. Ci sono molte reliquie che sono state donate dal professor Querini, che si è molto impegnato alla beatificazione di Fra Diego. Sono reliquie anche importantissime, essendo un professore vaticanista, l'ha lasciate in dote al nostro museo e noi ne siamo contentissimi, ne siamo fieri e l'abbiamo giù in esposizione fruibile per chi viene qui a visitare la casa del beato. Che poi è stato beatificato da San Giovanni Paolo II. Esatto, è stato insieme a Padre Mariano da Rocca Casale e noi abbiamo un gemellaggio col paese di Rocca Casale, perché sono stati tutti e due frati che stavano nel convento di Bellegra, insomma. C'è da dire che i suoi resti infatti sono a Bellegra, nel convento francescano. Esatto, tanto quelli del Beato Diego e tanto quello del Beato Mariano. E voi infatti avete una collaborazione, c'è un pellegrinaggio ogni anno. Noi facciamo un pellegrinaggio ogni anno insieme a Bellegra la prima domenica di giugno. So che poi vi è stata donata anche una piccola chiesa. Sì, era una cappella privata, è stata restaurata sempre da parte dell'associazione stessa, è dedicata alla Madonna de Lourdes e al Beato Diego Oddi. È da visitare perché è un bijou. Ma com'era Fra Diego Oddi? Fra Diego Oddi era una persona, io ho sentito dire perché sono giovani rispetto a quelli anziani quando ero bambino, era una persona semplicissima, umilissima soprattutto e molto devota alla Madonna. Gli avevano procurato pure una moglie una volta, come si faceva una volta, e ha rifiutato perché era stato chiamato dal Signore e è andato a Bellegra e si è fatto frate. Tornava spesso a Vallinfreda perché lui era un frate questuante. Ha girato circa 50 paesi della Valle dell'Aniene. E parlava con tutti lui. Era una persona umilissima, consigliava, era di buoni consigli soprattutto, era una persona accomodante, non amava i litigi anche tra famiglie, per cui era una persona speciale, soprattutto per noi. E voi continuate questa tradizione perché poi avete un centro di accoglienza nella piazza d'ingresso, certo. E lì accogliete i pellegrini. Certo, li accogliamo, poi se vogliono venire a visitare la casa, il museo, anche il paese, quando c'è possibilità, anche in giro per il borgo, perché Vallinfreda è un bel paese. Ma che cos'è Vallinfreda per lei? Vallinfreda per me è tutto. Io ci sono nato, ci sono cresciuto e lo amo.
E quindi chiudiamo con un invito, perché voi siete qui, accogliete tutti, quindi facciamo un invito a venire a visitare qui Vallinfreda. Venire qui a Vallinfreda soprattutto è per l'aria buona e poi è accogliente, un paese piccolo, però si sta bene, la gente è accogliente, è un paese alla mano, insomma, si conosce tutti, si aiutano uno con l'altro, per cui diciamo è un paese vivibile. Abbiamo le feste, le sagre, abbiamo parecchie cose, per cui siamo come una grande famiglia, insomma, diciamo. Grazie al signor Tommaso Rinaldi, e quindi Vallinfreda vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate a Vallinfreda, paese natale di Fra Diego Oddi, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!